La vaniglia naturale è un aroma complesso, composto da una miscela di circa 200 sostanze aromatiche, tra cui la vanillina è il composto principale. L'ottenimento dell'aroma naturale è un processo lungo e laborioso, considerando che dalla germinazione della pianta di Vanilla planifolia, specie principale utilizzata per questo scopo, alla sua fioritura trascorrono circa 2-3 anni, che l'impollinazione deve essere operata manualmente e che l'ottenimento dei frutti ad uno stadio di maturazione adeguato richiede altri 8-9 mesi. In particolare, le molecole aromatiche di interesse sono prodotte in forma di precursori in alcuni strati di cellule dei bacelli e l'aroma viene sprigionato solo in seguito ad un delicato processo di fermentazione detto curing. Pertanto, il prezioso prodotto finale è molto costoso e la sua disponibilità è piuttosto imprevedibile, poiché dipende dalle condizioni meteorologiche, dalle malattie della pianta, da insuccessi nei trattamenti post raccolta e da fattori sociopolitici legati ai paesi di coltivazione, che sono per lo più paesi in via di sviluppo. Dato il largo utilizzo di questo aroma nell'industria alimentare e non solo, negli ultimi anni sono stati messi a punto vari processi di produzione alternativi, basati su approcci chimici e fermentativi. Tuttavia, essi portano alla produzione della sola vanillina, perdendo così la complessità del bouquet aromatico e generando un prodotto di valore molto inferiore. L'obiettivo principale del presente progetto di ricerca è quello di produrre un prototipo per la produzione di vaniglia naturali di elevata qualità utilizzando processi biotecnologici altamente innovativi. Il presente progetto si basa sul concetto che la complessità dell'aroma possa essere riprodotto solamente utilizzando le risorse genetiche naturali della pianta di vaniglia stessa. Nel corso del progetto sono stati messi a punto nuovi protocolli per la generazione e la gestione di linee cellulari a vario grado di differenziamento di vanilla planifolia. È stato perfezionato un sistema per la valutazione qualitativa dal punto di vista sensoriale della presenza dell'aroma di vaniglia in diversi estratti vegetali. Sono stati individuati dei geni candidati coinvolti nella produzione dell'aroma, di elevato interesse dal punto di vista biotecnologico. Sono state utilizzate delle specie vegetali modello per studiare la funzione genica dei candidati scelti e sono state infine individuate possibili strategie future per l'utilizzo di tali conoscenze per incrementare lo sviluppo e l'accumulo dell'aroma nelle colture cellulari di vaniglia. Il progetto ha visto coinvolte due aziende partner, Demetra Biotech SRL, una startup innovativa del gruppo Cereal Docs che si occupa della produzione di metaboliti vegetali, e Rigoni di Asiago, un'azienda alimentare altamente interessata nella produzione di vaniglia naturale di elevata qualità per i propri prodotti.